Allora, buongiorno a tutti, siamo lunedì 3, siamo alle Tre Sorelle, 3 è il 3 maggio e guardate gli amici, qualcuno è felice, qualcuno un po' meno felice, freddo, quindi all'apertura, c'è un personaggio particolare, Buongiorno. felice perché? Perché Ecco. vedete questo è il simbolo, quindi già capite dov'è? Capite dove siamo? Ecco qua, Gazzetta, prosecchino e prosecchino di buon mattino per festeggiare l'Inter. ecco, allora l'Inter ha vinto, complimenti, ma scudetto 19, no, già mangiato, avete vinto lo scudetto 19 come il Covid-19, quindi toccatevi, però ecco Marco è felice anche perché ha festeggiato tanto e comunque una ciocca ogni 19 anni non ti fa male, sì. E allora io, Bellissimo. come ai amici dietro che salutano, ecco qua quelli delle 720, però io ti dedico una barzelletta, visto che tu sei un grande tifoso dell'Inter, tu dici e vai dal tuo parroco e dici mi scusi signor parroco, vai a confessarti e dici mi scusi io sono un grande tifoso dell'Inter, grande tifoso di calcio, ma nell'aldilà ci sono partite di calcio? E il parroco dice ma mi scusi, sì, è una domanda, non nessuno mi ha fatto, però è una domanda bella, bisognerebbe che chieda, mi torni la settimana prossima che vado a chiedere al vescovo, il suo parroco va dal vescovo, lui torna una settimana dopo e il parroco gli fa guarda Marco, sono stato dal vescovo, il vescovo anche lui un po' da questa domanda un po' strana è andato collegato a Roma e il Papa Francesco gli ha dato, sai che lui comunicazione direttamente, e ha chiesto e gli ha dato due risposte, una bella e una brutta. La bella Marco che di là ci sono partite di calcio ogni giorno, ogni ora, campi sintetici, calcio 11, calcio 5, calcio 3, erba di tutti i tipi, un spettacolo, partite ogni giorno, ogni ora. Poco spettacolo, Marco. Anche qua Inter, Milan, Milan, Juve, Inter, Milan. Ma la risposta a quella brutta che sei convocato per la partita di domani. Ciao. A domani. Ciao. E l'Inter ce l'ha fatta, sarebbe anche ora.